Cieli forti precipitazioni per domani fanno scattare l'allerta arancione tra il Vicentino e il Trevigiano. A Bessica di Loria domani scuola chiusa, a Castelfranco aperto il centro operativo comunale. A Valdobbiadene le piogge continuano a far franare il terreno, l'allarme meteo fa paura, squadre dell'AVV già pronte, ma il presidente esprime preoccupazione, colline e territorio fragile. La 34enne investita e uccisa in agguato dopo essere caduta dal cavalcavia di Vigonza. Sta svolta nella notte, fermato il compagno e avrebbe ammesso di averla spinta di sotto perché lei voleva lasciarlo portando via il figlio. Le indagini sull'omicidio a Conegliano della 72enne Margherita Ceschin. Gli indagati che volevano farsi interrogare lunedì rinunciano al confronto. Furto di piante in un vivaio della Pedemontana, un 44enne incastrato dalle telecamere, denunciato dai carabinieri di Riesi, rubava le piante di notte caricandosele in spalla. Commercio, la fotografia dello stato di salute del terziario nell'ultimo report congiunturale di Confcommercio relativo al primo trimestre del 2024, nella Marca chiusi in 3 mesi 458 negozi. Olimpiadi e Paralimpiadi, il sistema ricettivo trevigiano si sta preparando, ma la metà delle strutture non è accessibile ai disabili. Rugby, Leoni biancoverdi in campo sabato pomeriggio a Monigo per la sfida contro Edimburgo. L'ingrediente determinante sarà una grande forza mentale per rimanere in partita fino all'ultimo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli, l'avete sentito. In primo piano maltempo con l'allerta arancione, con Muson de Sassi e Avenale che tornano a far paura. Tra Asolano e Castellana il sindaco di Castelfranco ha riattivato il COC, la fase più critica dalla mezzanotte. Appello ai cittadini: riposizionate i sacchi di sabbia a difesa di attività e abitazioni. Situazione analoga a Bessica, dove il primo cittadino chiude la scuola. È arrivato un bollettino meteo regionale, il CFD, che vede la zona nostra in allerta arancione, con una previsione di superamento della seconda soglia di sicurezza del Muson, e questo ci induce, oltre che obbligarci per certi aspetti ad aprire il COC ed alzare la soglia dell'attenzione anche in virtù dei fatti che abbiamo patito le settimane scorse. La conta dei danni non è ancora chiusa, che una nuova allerta sta mobilitando diverse zone del Veneto, in particolare i bacini Piave e Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione Alpone, Basso Brenta, Bacchiglione. Si riattivano quindi i COC, i centri operativi comunali delegati a gestire eventuali emergenze, come quello di Via Lovara a Castelfranco. Riecco dunque il Muson dei Sassi, che torna a far paura, ma non c'è solo il Muson, come ha dimostrato la cronaca recente, soprattutto nella città del Giorgione, tra Bella Venezia e le vie a ridosso del centro. È un altro attenzionato speciale, l'Avenale. Adesso sono in contatto con il consorzio di bonifica Piave per capire la situazione delle casse e come eventualmente loro si preparano a questa nuova ondata di maltempo. In allerta quindi il sistema delle casse di espansione, che nelle ultime 2 ondate ha evitato, testuali parole di Marcon, l'apocalisse. La precauzione, pur evitando facili allarmismi, è massima. Non c'è alcun segnale che oggi ci dica che l'Avenale o il Muson tracimino, e però nel momento in cui dovesse succedere, se siamo pronti, evitiamo ulteriori danni. Al momento quindi a Castelfranco le scuole restano aperte. Ha deciso diversamente il sindaco di Loria, Simone Baggio, per quanto riguarda la frazione di Bessica, dove nelle settimane scorse il Brenton aveva tracimato. Chiuderò la scuola primaria di Bessica di Loria, che sappiamo è forse la frazione che è più critica dal punto di vista idraulico nel comune di Loria, e mi sono confrontato con il referente della materna sempre di Bessica, Don Paolo Furlan, e abbiamo concordato assieme di chiudere anche la materna. Speriamo non serva, ma siamo pronti ad affrontare un'eventuale nuova emergenza. COC aperto a San Zenone degli Ezzelini, dove sorvegliata speciale torna all'area di Careinati. Marconi intanto si rivolge direttamente ai concittadini. Come presumo abbiano ancora in dotazione i sacchetti di sabbia, di mettersi in stato di allerta, nella speranza che sia vana e che non serva a nulla, ma avendo a disposizione i sacchetti di sabbia, che si mettano in protezione e in sicurezza.
E proprio sulla base delle previsioni meteo annunciate precedentemente, dalla mezzanotte di oggi la Regione aprirà la sala operativa della Protezione Civile regionale. La decisione è presa in via prudenziale per poter seguire l'evolversi della situazione. Colline Unesco a Valdobbiadene le piogge continuano a far franare il terreno, l'allarme meteo fa paura, squadre dell'AVAB già pronte, ma il Presidente esprime preoccupazione, il clima è cambiato, le colline ora sono territorio fragile, se continua così negli anni andrà sempre peggio. Strada provinciale 36, località Madean, Valdobbiadene. Le piogge delle scorse settimane, quelle che si stanno ancora battendo sul territorio, hanno provocato una frana che ha portato con sé detriti, castagneti centenari e soprattutto terreno, mettendo in pericolo anche la tenuta della strada accessibile ma costantemente monitorata. La pioggia è più consistente degli ultimi anni. Una volta faceva la grande pioggia e poi smetteva. Adesso sembra che sia una cosa sempre continua. Il terreno non riesce a prendere talmente l'acqua che logicamente ci crea questo discorso di frane. L'acqua che scende copiosa è un suolo non più in grado di trattenerla. Il risultato sono le colline che diventano cascate d'acqua che infiltrandosi crea importanti smottamenti. Da Madean saliamo in macchina in direzione Guia, dove le distese di vigneti sono interrotte da piccoli o grandi cedimenti del terreno. Qua c'è l'altra frana piccolina, qua un'altra frana piccolissima, però anche questa sta togliendo i piedi alla montagna. Quindi se non viene rinforzata o prima o poi scivola giù tutto. Questa qua è la prima frana che abbiamo avuto a novembre, che viene tenuta coperta proprio per il discorso che non vada a bagnare tanto sotto. Arriviamo nella località di Moliana, dove un intero versante collinare è franato proprio sotto una strada secondaria. Ha fatto un buon scravascio di acqua e si vede già l'aumento dell'acqua che prende l'acqua delle montagne. Qua abbiamo due affluenti che vanno dentro sul stesso torrente e fanno parte qua della stessa di sottofrana che gli sta mangiando sotto. Se vedete anche qua la forza, la potenza dell'acqua è riuscita a spostare questi massi enormi, perché quando l'acqua dà forza non ha nessun confine e come vediamo là ha cominciato a mangiare ancora sotto. Un clima cambiato, ci raccontano, piogge insistenti e la mancanza di un'alternanza stagionale vera e propria hanno reso le colline Unesco un luogo fragile da preservare. Necessario investire in prevenzione e mantenere boschi e letti di fiumi puliti. Un terreno argilloso poco roccioso che fatica a drenare la troppa acqua. Centinaia di migliaia di euro i danni degli smottamenti. L'ordine di migliaia di euro non so dirli, io so che sono tanti perché qua bisogna fare la micropalazione di tutte le benedette frane. Adesso al momento sono tutte coperte che non è neanche possibile lavorarci. Le previsioni meteo non danno segnali incoraggianti. Tutti i volontari dell'AVAB della zona sono già pronti per interventi in emergenza, ma le forze sono sempre troppo poche. Per questo il Presidente lancia un appello. Questo è un messaggio proprio per i giovani. Mettetevi nel mondo del volontariato che tutti assieme facciamo squadra. Un'emergenza quella del maltempo che ha richiesto un lavoro extra anche per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto ingombranti. L'alluvione che ha colpito la Marca nelle scorse settimane ha richiesto lo smaltimento di 700 tonnellate di materiale raccolto. Ho visto parecchi tappeti, elettrodomestici, qualche bicicletta, scarpe, cose che chiaramente vengono tenute di solito in una cantina o in una taverna. Quello che resta dopo giorni di pioggia, cumuli di rifiuti accatastati in punti di raccolta, legno su pellettili, elettrodomestici, tanti pneumatici e poi centinaia di ricordi tra giochi d'infanzia, attrezzi da lavoro e da sport. Sono 700 le tonnellate di materiale raccolto dagli operatori di Contarina in poche settimane. Un lavoro enorme per garantire la pulizia e la salubrità degli ambienti, ottenuto solo aumentando i turni di lavoro. Ci siamo dovuti, come ho detto, ampliare i turni di lavoro, il materiale
materiale, essendo bagnato, ci ha creato anche alcune difficoltà durante la fase di lavorazione, però ampliando le ore, diminuendo la capacità produttiva oraria, siamo arrivati a un risultato comunque positivo. Se mediamente il centro gestisce 140 tonnellate di ingombranti a settimana, l'emergenza maltempo ha comportato un aumento del 140%, gestito anche con l'apertura straordinaria dei centri. Aperture straordinarie di ecocentri, 20 mezzi che hanno girato continuamente sul territorio, 80 persone che seguivano il tutto, un'organizzazione che è stata molto valida, che è riuscita a rispondere immediatamente alle esigenze del territorio. La rimozione dei rifiuti e la pulizia delle strade in tempi record è stata possibile anche grazie alla creazione di un'unità di crisi per la gestione dell'emergenza e alla collaborazione dei comuni, delle cooperative della protezione civile. Il favore di una società dei comuni è proprio questo, che la società si attiva immediatamente sulle richieste di aiuto e poi con i comuni si coordina. Asolo, Castelfranco, Riese, Pio X, i comuni in cui si è lavorato di più. Ferro, legno e metallo selezionati e messi da parte, il 15% pronto al riuso, il resto, 85%, è rifiuto ingombrante destinato allo smaltimento. Continuiamo con la cronaca. Un'auto è uscita autonomamente di strada finendo in un fossato e fermandosi a ridosso di una recinzione. L'incidente è causato probabilmente da un malore del conducente, è avvenuto in via Asolana a Unai di Fonte questa mattina. Ferito gravemente l'automobilista, è trasportato all'ospedale di Treviso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del SUAM 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. A Borso del Grappa scontro tra due veicoli, un'auto è finita capovolta a bordo strada, l'altra ha terminato la corsa dentro un fossato. A soccorrere gli automobilisti gli uomini del servizio emergenza. Ed ora parliamo della svolta clamorosa nella notte, perché sul femminicidio di Vigonza, fermato il compagno della donna travolta ed uccisa dopo essere volata giù dal cavalcavia sulla 4 in via Prati a Vigonza. Interrogato a lungo dalla polizia nella giornata di ieri, l'uomo avrebbe ammesso di averla spinta, preoccupato perché lei voleva lasciarla portando via il figlio. Sull'asfalto della A4 è ancora visibile un'enorme chiazza di sangue. È l'ultimo istante di vita di una donna che è stata trascinata dal mezzo pesante che l'ha travolta e uccisa dopo che era stata lanciata dal cavalcavia. Un volo di una decina di metri, un uomo che lancia la sua donna superando questo alto parapetto. È morta così nel cuore della notte di mercoledì Giada Zanola, 33 anni, mamma di un bambino di 3, lanciata da questo punto dove una vicina ha posto un delicato mazzo di fiori e un biglietto. Quello che all'inizio sembrava un gesto volontario si è trasformato nel quarto orribile femminicidio in Veneto in pochi mesi. A fare parziali ammissioni il compagno Andrea Favero, camionista di 39 anni, fermato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Su di lui si sono concentrate da subito le attenzioni degli agenti di polizia. Man mano che gli investigatori sia della polizia stradale che della squadra mobile della scientifica raccoglievano gli elementi, non collimava appunto con l'ipotesi di un suicidio. È stata anche ricostruita la cosiddetta vittimologia, ovvero sia è emerso nell'ambito del rapporto di coppia una relazione che ormai era tossica, una relazione che stava per concludersi, con episodi sfociati poi in violenza non solo verbale ma anche violenza fisica, sino praticamente al tragico epilogo dell'altra notte alle 3:30. A insospettire i poliziotti alcuni lividi ed escoriazioni riconducibili a precedenti litigi sul corpo di Andrea Favero e alcune incongruenze nella ricostruzione di quanto accaduto nelle ultime ore. Alla fine l'uomo è crollato. Negli ultimi tempi le discussioni sarebbero state frequenti. Il suo timore più grande era quello di non poter più vedere il suo bambino di 3 anni. Dopo la lite che, secondo quanto detto dal 39enne, sarebbe scoppiata proprio sul cavalcavia, che dista poco più di 1 chilometro dalla casa dove si erano trasferiti
feriti un anno e mezzo fa, il tragico epilogo. L'unico dato certo è delle 3:30 della notte del 29 del corpo della giovane che appunto è sulla sede autostradale. Alcuni automobilisti la evitano, fanno le segnalazioni, poi purtroppo verrà arrotata da un camion, quindi questa è l'ora certa e c'è tutto un altro aspetto da contestualizzare. Nessuna denuncia precedente, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine, una coppia normale, un lavoro normale, lui camionista già da commessa, una famiglia che viveva in questa casa con il loro bambino di 3 anni e 2 cani, un pastore tedesco e un husky. Una tragedia dove restano molti punti da chiarire, con le prime risposte attese dall'autopsia sul corpo della donna. Ed ora parliamo dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua abitazione il 23 giugno scorso. Gli indagati, Enzo Lorenzon considerato il mandante del delitto, Sergio Lorenzo, uno dei killer, e Juan Guzman, l'intermediario, che avrebbero dovuto parlare con il pubblico ministero, hanno scelto nuovamente il silenzio. In un comunicato congiunto i legali Fabio Crea e Mauro Serpico hanno annunciato che i loro assistiti hanno rinunciato al confronto. Gli indagati dell'omicidio Ceschin non si sottoporranno ad interrogatorio, dicono. Era stata depositata la richiesta al solo scopo di non decadere dal termine perentorio di 20 giorni previsti dal codice, in attesa di poter acquisire e studiare il corposissimo fascicolo di indagini. I difensori, unitamente ai propri assistiti che continuano a manifestare la propria estraneità ai fatti, ritengono non necessario dunque essere sottoposti ad interrogatorio. Vendeva prodotti Apple falsi porta a porta a Conegliano, denunciato 49enne, e continuano le truffe online. I carabinieri hanno denunciato 9 truffatori solo negli ultimi giorni. Bussava di porta in porta ed offriva la vendita di prodotti Apple falsi. Ad allertare i carabinieri un cittadino di Conegliano che aveva notato l'uomo, un 49enne di origini campane, mentre tentava di far acquistare la merce ad una residente. Gli articoli di elettronica, che sono risultati contraffatti perché riportavano lo stesso numero seriale, venivano offerti a prezzi super scontati. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Intanto continua l'opera dei carabinieri di prevenzione e contrasto alle truffe. Negli ultimi giorni sono state 9 le persone identificate e denunciate. A Valdobbiadene un 53enne, la vittima, ha denunciato di aver ricevuto una mail dove ignoti gli comunicavano un cambio del codice IBAN di un proprio reale creditore, persuadendolo ad effettuare un pagamento di 6.100 euro, indicando un codice IBAN che da successivi tempestivi accertamenti è risultato essere intestato ad un truffatore, un 33enne palermitano. Una parte della somma è stata recuperata. Da Paese a Riesepio X, da Istrana a San Biagio di Callalta, i truffatori, con la scusa di vendere oggetti, di stipulare assicurazione, hanno raggirato le vittime facendosi accreditare somme di denaro. Faceva la spola dal vivaio portando in spalla le piante sottratte, alcune delle quali letteralmente sradicate dal terreno. Pensava di averla fatta franca un 44enne italiano, identificato, invece denunciato dai carabinieri di Riesepio X per furto aggravato. L'uomo nella notte si è introdotto in un vivaio della Pedemontana, il cui proprietario si è accorto solo successivamente dell'ammanco di una quarantina di piante ed arbusti ornamentali e di materiale per irrigazione. Grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza il ladro è stato pizzicato, parte della rifurtiva è stata recuperata dai militari dell'Arma e per l'uomo è scattata la denuncia. Aveva nello zaino 1,5 kg di hashish, stupefacente già suddiviso in panetti. Il giovane 20 anni è stato fermato in località Carpesica dai carabinieri. Per il giovane è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio. Questa mattina è stato convalidato in tribunale a Treviso l'arresto operato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Vittorio Veneto. Il ragazzo era stato notato in atteggiamento sospetto non distante dal tracciato dell'autostrada 27 e per questo era stato fermato per un controllo. L'indagato ora è stato rimesso in libertà, lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Ed ora parliamo invece del commercio, la fotografia dello stato di salute del terziario nell'ultimo report congiunturale di Confcommercio relativo al primo trimestre del 2024.
458 imprese del terziario che hanno cessato l'attività nel primo trimestre del 2024. A soffrire di più sono le imprese del commercio, meno 225, e del turismo, meno 78, mentre nei servizi si registra un saldo in positivo con un aumento di 165 unità. Questa è la foto della provincia di Treviso che emerge dal secondo report congiunturale di Confcommercio. Più chiusure che aperture dunque, ma il dato non è così negativo come potrebbe sembrare. Notiamo che a Treviso comunque i numeri sono in ogni caso superiori rispetto a quelli che si riscontrano in altri territori. C'è fiducia nell'andamento della propria attività economica, c'è fiducia nell'andamento dei ricavi, soprattutto in vista della stagione estiva del 2024. Tiene l'occupazione come la fiducia, ma sicuramente è in atto una metamorfosi del commercio, molteplici le ragioni, dal mancato passaggio generazionale all'avvento del digitale, alla crisi demografica, alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Alcuni settori sono più vulnerabili di altri, per esempio le edicole, perché ci sono molti abbonamenti digitali, alcuni negozi di arredamento piuttosto che piccole ferramenta che possono trovare la risposta nella nuova localizzazione in contesti ad hoc che hanno comunque portato nel nostro territorio, nell'hinterland delle grandi città di Treviso e anche nella capoluogo, di grandi insegne. Lo abbiamo visto, abbiamo fatto alcuni esempi, il polo di Silea piuttosto che il polo vicino all'aeroporto ne sono un esempio. Grande sfida del commercio è quella della valorizzazione dei negozi di prossimità. Siamo pronti a credere che ci sarà anche probabilmente un'inversione di tendenza, cioè probabilmente il negozio di prossimità potrebbe davvero essere proprio la risposta per una società più equilibrata nel futuro. In tale contesto si inserisce il ruolo degli istituti di credito. Un credito cooperativo come Banca Prealpi San Biagio oggi si presta prima di tutto a fare e a sostenere questo osservatorio che ci permette di confrontarci e ovviamente di raccogliere tutta una serie di dati necessari per capire qual è la necessità per le nostre imprese di fare sviluppo, di guardare avanti. Olimpiadi e Paraolimpiadi, il sistema ricettivo trevigiano si sta preparando per un evento che avrà importanti ripercussioni sull'economia del territorio. Nota negativa, l'ammodernamento delle strutture per renderle accessibili ai disabili. Federalberghi, siamo in ritardo e non abbiamo avuto alcun sostegno per interventi che sono molto onerosi. Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, il comparto turistico della Marca punta molto sui grandi eventi per il potenziale impatto positivo anche sul settore ricettivo della provincia. La vicinanza del territorio, la capacità ricettiva della nostra provincia, che è sicuramente maggiore di quella del Bellunese, farà sì in modo sì che al di là degli atleti, ma tutti quelli che riguarderà gli sponsor, tutto quello che riguarderanno i visitatori, i turisti, i giornalisti stessi, useranno molto il nostro territorio, per cui vogliamo farci trovare pronti. E se a livello generale gli alberghi trevigiani si stanno preparando ad accogliere i clienti dei Giochi Olimpici invernali, non altrettanto bene sta andando per le Paralimpiadi, con almeno il 50% delle strutture ricettive non pronte a rispondere alle esigenze di persone con disabilità. Io direi che siamo vicini al 50%, perché soprattutto lo fanno le strutture più grandi, quelle importanti, quelle piccoline magari hanno qualche difficoltà in più. Gli interventi per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche sono molto onerosi e, denuncia Federalberghi, è mancato il sostegno del governo. Già dal momento in cui sono state definite le Olimpiadi, che chiediamo a livello nazionale, non a livello locale, un intervento da parte dello Stato perché aiuti le imprese a fare degli investimenti strutturali che le imprese hanno bisogno. Io devo ringraziare molti colleghi che si sono dati da fare e hanno adeguato e stanno a loro spese adeguando le strutture e ristrutturando le strutture, ma purtroppo quello che manca è l'aiuto del governo, del nostro Stato, è mancato. Ora sarà necessario correre ed investire per colmare un ritardo che altrimenti rischia di gettare un'ombra sul nostro sistema d'accoglienza. Quarto lotto della tangenziale Lingorgo in città dei giorni scorsi, riapre il dibattito, tornano sulle barricate i residenti di via Casette con Marilena Rosada che ribadisce l'inutilità dell'opera.
Ogni volta si dà colpa alla mancanza del quarto lotto. Allora questo non è vero e io sono stanca di questa cosa qua. L'incidente sul PUT di martedì mattina, che ha mandato in tilt il traffico dell'intera città, tangenziale compresa, ancora una volta ha riportato in ballo il mancato completamento del quarto lotto, e la questione proprio non va giù a Marilena Rosada, da sempre in prima linea contro la realizzazione dell'arteria, emblema della protesta dei residenti di Via Casette al confine tra i comuni di Treviso e Paese, che vedrebbero i loro giardini attraversati dalla nuova carreggiata della tangenziale. Accadrebbe che ce l'abbiamo proprio davanti, passa addirittura in mezzo al giardino di certe abitazioni. Quando mia figlia ha costruito l'abitazione ci hanno nascosto il disegno, ci hanno detto che non era vero, che sarebbe stata fatta la variante. E a questo proposito voglio dire che è inutile che il sindaco dica che mi dice che verrà fatta più a nord, perché il comune di Paese, solito discorso, non la vuole. Fra l'altro anche adesso c'è in costruzione un'altra casa proprio nel corridoio dove doveva essere fatto quello del PRG. Dopo il via libera del Ministero dei Trasporti alla realizzazione del quarto lotto, si attende ora da Veneto Strade il bando per la progettualità. Marilena Rosada si è appellata al sindaco e al ministro Salvini e torna a ribadire l'inutilità dell'infrastruttura. Non è una soluzione non sarà più possibile, perché ci sono troppe macchine e il posto è troppo antropizzato. Dovevano pensarci prima, cioè vogliono fare una cosa pensata 40 anni fa? Franco Adami è il nuovo presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG. L'elezione all'unanimità è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione. Adami, alla guida di una delle aziende del Prosecco considerate eccellenze del territorio, resterà in carica per il triennio 2024-2026. Sono profondamente onorato e felice di essere stato eletto presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, ha detto. Questo incarico rappresenta per me un'enorme responsabilità e un'opportunità unica per contribuire alla valorizzazione del nostro territorio e del nostro Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Lavorerò con dedizione e passione per sostenere e promuovere la nostra denominazione, rafforzare la collaborazione tra i nostri produttori e tutelare le nostre rive. Quello di Adami è un ritorno al vertice del Consorzio, che aveva già guidato come presidente nel 2002. Dal 2002 al 2011 i vicepresidenti saranno eletti in un prossimo consiglio di amministrazione. Nasce a Vascono un nuovo spazio in cui le chitarre realizzate dai detenuti del carcere sono messe in vendita. Diversi progetti attivati che li stanno vedendo impegnati. Detenuti che diventano artigiani della musica e grazie al percorso creato a fianco della cooperativa Alternativa Ambiente imparano a realizzare chitarre elettriche. Nelle loro mani arrivano i pezzi di legno pretagliati che, lavorati, verniciati e poi accordati, diventano strumenti musicali. Il progetto nasce anche per aiutarli a posizionare i loro pezzi sul mercato e come nuovo modello per loro di inserimento lavorativo. Il fatto di creare un oggetto, un manufatto, dà un significato, una motivazione in più, perché è la soddisfazione dell'opera creata, dell'opera finita, e non la mera soddisfazione di aver contribuito soltanto ad un passaggio di un oggetto o di un manufatto, che è molto più importante. È molto importante perché il lavoro non è soltanto un mezzo per ottenere una retribuzione, ma è un mezzo di riscatto sociale. In questa maniera vogliamo dare un senso all'inserimento lavorativo dei detenuti, non semplicemente un lavoro meccanico, ma un lavoro che porta a una passione per la realizzazione di un oggetto, alla formazione, quindi all'acquisizione di nuove competenze su un ambito che normalmente non viene toccato. Alberto Benedetti è responsabile del polo occupazionale di Alternativa Ambiente. Abbiamo partecipato al Guitar Show il 18 e il 19 maggio e l'evento è stato entusiasmante e interessante, perché abbiamo ricevuto un sacco di complimenti sia per la parte estetica ma soprattutto per la parte di qualità del suono. Insieme a Officina del Tempo, spazio di riparazione delle biciclette con claustrofobico, il nome del progetto, nasce il Magazzin, un magazzino agricolo trasformato in un'inedita vetrina per importanti progetti avviati e dove gli strumenti si potranno acquistare. Sarà inaugurato con una grande festa sabato 1 giugno.
Siamo allo sport, rugby, Leoni biancoverdi in campo sabato pomeriggio a Monigo per la sfida contro Edimburgo. L'ingrediente determinante sarà una grande forza mentale, dicono coach Bortolami e il tre quarti centro Menoncello. Sappiamo che chi vince passerà sicuramente ai quarti di finale, chi perde invece dovrà guardarsi un po' attorno, che non è mai l'ideale, per cui il nostro obiettivo è di ottenere la vittoria a tutti i costi. Determinazione, lucidità, capacità di stare in partita fino all'ultimo. Si lavora sul fisico e sugli schemi, ma soprattutto sulla testa, sulla mente, in vista della sfida di sabato pomeriggio a Monigo, dove il Benetton dovrà affrontare nella gara conclusiva della regular season di United Rugby Championship gli scozzesi dell'Edimburgo. È una partita dentro e fuori praticamente, quindi l'aspetto mentale sarà fondamentale, lo stiamo curando molto in settimana ed è una cosa su cui ci stiamo soffermando e studiando l'avversario e sapendo che comunque giochiamo in casa e questo è un nostro punto a favore. Anche gli scozzesi, dice Menoncello, sono cresciuti nel corso della stagione rispetto allo scorso novembre, gli equilibri in campo saranno dunque differenti. È una squadra che in difesa pressa meno di altre e penso che col nostro gioco multifase possiamo mettere in difficoltà. La chiave della partita sarà il nostro rigore tattico, per cui giocare nelle zone giuste del campo e la disciplina. La partita va costruita piano piano nei primi 20 minuti, aggiunge coach Bortolami. Pioggia e campo bagnato saranno ulteriori variabili da considerare. Il fattore tattico che servirà per vincere sarà sicuramente la disciplina e dovremo concedere meno punti facili possibili a loro per poter provare a stare in partita e poi negli ultimi minuti vedere come andrà, insomma. Sarà un weekend all'insegna dello sport a Conegliano con la prima edizione della Festa Nazionale dello Sport, una 3 giorni che si svolgerà alla Zoppas Arena a partire da domani, venerdì 31 maggio, fino a domenica 2 giugno. La manifestazione organizzata dal Comune di Conegliano con il patrocinio della Regione Veneto e la collaborazione del CONI, dell'azienda sanitaria dell'Ulse 2, ha l'obiettivo di promuovere il valore dello sport, considerato che il 2 giugno ricorrerà la giornata nazionale dello sport, ma intende anche lanciare un messaggio di inclusione, il diritto di non essere campione. Infatti il filo conduttore dell'iniziativa, che consentirà ai giovanissimi di provare vari sport tra basket, danza sportiva, cricket, karate, pallavolo, padel, rugby, scherma, nuoto, pattinaggio artistico, tiro con l'arco. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. Positivo il primo mock-up, il test sui primi 15 metri della pista da bob, slittino e skeleton costruiti a Cortina dall'impresa Pizzarotti. Un gioiello di architettura, commenta il commissario di governo Fabio Massimo Saldini, che ieri ha eseguito un sopralluogo al cantiere della pista e alla posa del calcestruzzo che è stato spruzzato mediante una lancia d'aria compressa sull'intelaiatura di ferro. L'ispezione sull'impianto permette di pensare che si potrà arrivare nei tempi e nei modi al risultato prefissato. Prossimo step, la definizione tecnica della prima curva, che sarà il test probante della qualità del lavoro. È congelato il rientro in maggioranza dei consiglieri La Grua e Ferro, freschi tesserati di Forza Italia nonostante gli auspici del coordinatore regionale Flavio Tosi. Lo afferma il sindaco Oscar De Pellegrin, che abbiamo avvicinato nel pomeriggio poco prima dell'avvio della riunione del Consiglio Comunale. Dipende da loro, dal comportamento. Quando dimostreranno di essere veramente maggioranza, credo che nessuno di noi abbia nessun problema a riconvocarli. Quindi per il momento in panchina erano e in panchina restano? Ma credo sia chiaro questo. Non ha sortito alcun effetto, almeno per il momento, l'adesione a Forza Italia dei consiglieri Ferro e La Grua, ex Lega, e ora nel gruppo indipendente Più Forti Insieme. La richiesta al sindaco del coordinatore regionale degli Azzurri, Flavio Tosi, di farsi da garante per la ricomposizione del centrodestra a Palazzo Rosso resta impredicato. La maggioranza a Palazzo Rosso c'è sempre stata, quindi non è che dobbiamo ricomporla. Come ha detto Tosi, ne abbiamo anche parlato, sarà quello di far ritornare questi componenti del Consiglio e quindi i consiglieri a far parte delle riunioni di maggioranza
Questo io l'ho detto già lo scorso anno quando hanno formato questo nuovo gruppo, dipende da loro. E dunque anche la grande felicità espressa ai nostri microfoni da Lorenzo Bortoluzzi, dirigente provinciale di Forza Italia e capogruppo della Civica di centrodestra, Belluno al centro, attende ad essere declinata anche a Palazzo Rosso. Ecco le reazioni raccolte prima dell'avvio della riunione del Consiglio Comunale. Faccio fatica a capire un po' meglio quello che è l'intervento addirittura di Flavio Tosi, che cerca di scardinare, diciamo così, un'amministrazione che chiaramente stava prendendo delle scelte e delle direzioni forzando la mano in questo modo. Io personalmente non sarei neanche troppo contraria, insomma, quindi sono sempre stati del resto in maggioranza, quindi insomma non ci vedrei niente di strano. Ecco. Mi chiedo come sarà possibile per la maggioranza recuperare queste forze che negli ultimi mesi hanno sempre lavorato contro questa maggioranza. Al momento i due consiglieri si sono dichiarati più volte fuori maggioranza, alcune volte hanno detto di essere parte della maggioranza stessa. Comunque questa è una questione che dovrà dirimere in primis il sindaco con i capigruppi dei gruppi che lo sostengono. Ferro La Grua ormai li conosciamo, ci siamo già resi conto, no? Probabilmente cercheranno di avere qualcosa in più da questa amministrazione, credo che però ancora qualche mese dovranno purgare il loro atteggiamento. Aspettiamo che il sindaco convochi i gruppi dell'attuale maggioranza, dopodiché faremo le nostre valutazioni in merito, poi tutte queste scelte verranno fatte sicuramente a gruppi riuniti. La cosa un po', diciamo così, che ci lascia anche sbigottiti è che siamo a questo punto a meno di 2 anni dall'insediamento della consigliatura, già un punto è dover parlare di ricomposizione della maggioranza. Vedremo adesso che riflessi questo potrà avere, soprattutto alla luce delle elezioni europee che potrebbero spostare degli equilibri. Ecco, io spero soltanto però che le questioni partitiche poi dopo non entrino eccessivamente all'interno di Palazzo Rosso e non vadano a creare dei problemi, perché qui c'è da governare una città e la cosa non è semplice. Nella sala del Consiglio provinciale questa mattina è stato sottoscritto il protocollo operativo delle buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni, delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro. Si tratta del primo protocollo del genere in provincia di Belluno. L'auspicio è che sia preventivo e risolutivo, in calce non solo una firma ma un impegno a lavorare insieme. Il patto sottoscritto fra organizzazioni sindacali e datoriali con la consigliera di parità della provincia di Belluno, l'Ispettorato del Lavoro e lo Spisal è un salto di qualità nell'approccio alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, comprese le molestie e le violenze. Le vittime predestinate sono prevalentemente giovani donne, gli orchi, i capi reparto che si avvalgono del loro ruolo per affermare un rapporto di forza. Anche il territorio di Belluno non è esente dalle molestie e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. In questi casi la consigliera di parità può fare molto, perché è chiaro che una lavoratrice poi se fa una denuncia che poi al suo iter ha un seguito, ma nel luogo del lavoro lei comunque deve stare sicura e deve stare protetta. Ed è questo il ruolo importante della consigliera di parità. 161 accessi nel 2023, 15 di questi trattati per segnalazioni di molestie sessuali in 4 casi e poi discriminazioni di genere, di etnia e orientamento sessuale. Il protocollo impegna le parti a collaborare per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e per promuovere più in generale il benessere lavorativo. Un protocollo così non era mai stato sottoscritto. In precedenza la consigliera di parità aveva sottoscritto un protocollo d'intesa per le stesse tematiche con l'Ispettorato del Lavoro e con le organizzazioni sindacali, ma mai con tutti assieme, coinvolgendo anche le associazioni di categoria datoriali. Un accordo molto forte che sarà declinato al tavolo di confronto che si riunirà a cadenza semestrale. Primo impegno, la condivisione di linee guida. Noi abbiamo anche compiti come Ispettorato del Lavoro di tipo preventivo, quindi anche di prevenzione. È il motivo per cui siamo qui oggi, fondamentalmente. Nella prevenzione ci sta la diffusione della cultura della parità di genere, questo è un grande tema. Quindi su 2 piani direi, quello preventivo e quello tra virgolette repressivo naturalmente o anche conciliativo. Mancava
solo l'atto ufficiale che si è compiuto nel pomeriggio di ieri. A Ponte nelle Alpi è stata inaugurata la rinnovata caserma della stazione dei Carabinieri. Ci sono voluti 2 lunghi anni di attesa per i militari dell'Arma temporaneamente ospitati nei locali del municipio. Tanto sono durati i lavori di ristrutturazione dell'edificio di proprietà della provincia, che ha investito quasi 600.000 euro. La struttura, che sentiva il peso degli anni, è stata adeguata da un punto di vista energetico e antisismico. Un doppio ringraziamento a Comune e Provincia è stato rivolto dal comandante provinciale Enrico Pigozzo, che, affiancato dal comandante della stazione Massimo Sartora, ha consegnato al Comune di Ponte nelle Alpi una targa per ringraziarlo per l'ospitalità. E questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.